Sono l'ex sindaco di un comune del Lagordino, neppure sessantenne, e l'ex gestore di una stazione di servizio carburante a Domegge, di 70 anni, entrambi della provincia di Belluno, le ultime due vittime dell'influenza 2019, evento quest'anno molto più aggressivo rispetto ai tempi recenti, che nel solo Veneto ha interessato quasi 200.000 persone, registrando una media di 11 ammalati ogni 1.000 residenti regionali. I sintomi della sindrome sono quelli tradizionali: febbre, raffreddore, emicrania, dolori muscolari diffusi e soprattutto una forte debilitazione. L'età maggiormente colpita fino ai 4 anni, con picchi di oltre 45 casi ogni 1.000 residenti. Il sistema sanitario veneto ha risposto all'emergenza con un modello ormai collaudato, comunque messo a dura prova dall'esasperazione del fenomeno in questo avvio di nuovo anno. Prima degli ultimi 2 decessi, 5 erano state le vittime nel territorio regionale, tutte con patologie pregresse, 4 anziani ed un adolescente. In queste persone è stato individuato in 3 il ceppo AH3N2 e AH1N1 nelle altre 2. Gli episodi erano stati segnalati dalle aziende sanitarie Euganea, Trevigiana e Scaligera, a cui ora va ad aggiungersi anche la bellunese. Situazione sotto controllo ed appello alla vaccinazione, a partire dai medici di base, specie per le categorie deboli come anziani, bambini e cardiopatici, che ancora una volta non ha ricevuto forse l'opportuna attenzione. Complice anche il dibattito Novax, a proposito del quale lasciamo libera facoltà di giudizio al cittadino.